Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Ovviamente qui non siamo mai assolutamente fermi. Infatti questa settimana, che è una giornata in cui il tempo sta alternando momenti di gran sole, momenti di grande affa e momenti diciamo di grande intensità, perché arriva il temporale, si alza il vento, tutto inizia a correre, proprio un pandemonio che però insomma fortunatamente non ha lasciato grandi guai, grandi strascichi. Certo è che dopo la tempesta arriva il sereno e anche qua a Valgrande questo succede. Infatti stiamo riordinando, stiamo raccogliendo le piante che sono cadute a terra, stiamo risistemando i nostri tavoli in modo che Valgrande possa essere sempre accogliente per i nostri ospiti. I nostri ospiti che in questo momento possono trovare un po' di refrigerio nella piscina e nei piatti che noi andremo a preparare. Andremo a preparare anche per gli ospiti che sono in alloggio gli spuntini di metà pomeriggio con la frutta fresca o a fine pranzo i frullati e i sorbetti realizzati da noi. In questo particolare momento di grande calura stiamo lavorando molto e stiamo preparando i piatti estivi con frutta e verdura cruda confezionate in insalata e in piatti vegetariani. Non solo. Accanto ai piatti vegetariani, i nostri ospiti, che siano ospiti in alloggio o ospiti che ci vengono a trovare per una serata estiva all'aperto, possono trovare anche piatti a base di carne. Se anche voi volete essere tra i nostri ospiti e per l'alloggio oppure anche solo per il fine settimana e per una cena con gli amici, noi siamo qui ad aspettarvi. Però lo potrete fare sempre prenotando il vostro tavolo o le stanze che possano essere ancora disponibili. Vi invito a prenotare e vi aspettiamo anche per questo fine settimana. Ciao!